Desceram de seus barcos e rasgaram esta serra, criando a linha 11 para ser a nossa terra. Ítalo Gaúcho, somos nós os filhos teus, essência de uma raça abençoada por Deus. E brilhas culta e forte, serafina és paixão, também és consequência da consciência de união. Assim estamos juntos e venha cantar também, queremos paz e amor, amigos para sempre, amém. Em frente sempre, amigo, vem me dê a mão, bem-vindo seja visitante deste chão. É serafina, simpatia, convidar de todo o coração. Siamo in tutti a cantare, vieni qui, nostra città la fa le feste se per te, e Serafina una piccola città, luogo per viverci. Siamo in tutti a cantare, vieni qui, nostra città la fa le feste se per te, e Serafina vicina mia città, luogo per viverci. Siamo in tutti a cantare, vieni qui, nostra città la fa le feste se per te, e Serafina vicina mia città, luogo per viverci. Buongiorno a tutti quanti, siamo di cominciare il nostro programma La Voce del Veneto. Ancora giorno, Guarino? Oh, coi giorno, certo mia che giorno è coi? Certo mia? 21? 21. Giorno 21 del mese di dicembre del 1997 siamo di arrivare in aria a tutte le famiglie, a tutte le case della regione. Darghi un saluto a tutti quanti. Buongiorno, strucon a tutti i radioascoltatori. In quello è un bel giorno, proprio mezzo caldo, ma proprio l'epoca si comporta così. È uno programma proprio, dottor Paolo, con tante varziette, belle proprio. Bella Gorino. Buongiorno Solange. Buongiorno a tutti che siete ascoltati. Questa settimana è la settimana della gran festa e tutti innanzi chi col presepio, chi con gli alberi, tanti con le luci. Aspettiamo di fare una bella settimana di Natale con la sua tradizione che fa arrivare il miracolo della nascita di Gesù. Buongiorno. Buongiorno Nelson Zanini. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Un'altra domenica qua sentiamo insieme, noi altri quattro devo parlarci a parlare qualche cosa in italiano. Aspettiamo che se fermo avanti e vi piace a tutti a Valtri noi altri parlare per questo programma. Allora, un buongiorno a tutti quanti. Ben, questo è il programma La Voce del Veneto, giorno 21 del mese di dicembre del 1997. Siamo giù a fare la trasmissione della radio di 6 FM 104.9 della Alto della Monsignore Scalabrini. La direzione di questo programma è Sergio Massolini, la coordinazione di Paolo Massolini. I partecipanti di questo programma sono Solange Socol, Guerino de Costa, Nelson Zanini, sempre con la sida, sempre di aiutare i bottoni, avanti Dio con le musiche. E per cominciare il nostro programma ascoltiamo Va Pensiero col Coral Forestier. Buongiorno a tutti quanti. Siamo di ritornare con il nostro programma La Voce di Veneto, adesso sono 10 e 18 minuti. E anche questo giorno di decisione del campionato di calcio di gioco di football qua in Brasile. Anche il Vasco da Gama che è un time di portoghese di portoghese. Chi che ha cominciato a Vasco da Gama ha stato in portoghese. Pulperia, allora vende la parola pulpi.
del polvo. Gurino, te che è uno in punto? Sì, ma ascoltami qua. Ormai che Ascolta. sei modrio. Una volta c'era uno, no careca, era senza capelli. Era mia careca, che manchia. La cerega che anche Pelata. tua. E allora, no, fammi un favore. E se già comprare una perucca, ma di quelli importati è meglio che gestia. I capelli cioè- artificiali, allora. Sì, ma la perucchetta, ma di quelle malissimo il fiorin proprio. E c'è lui che aveva amici e anche nemici, un nemico che dice, guarda che strappella, dice, come che il parbon, che perucca là. E vai tutti, il tuo amico dice, molto il parbon. Dice a lui, ha detto, sì, l'è fatto, la voglio importata. Basta dirvi avanti di che ben che voi che perucca, cambi tutte le settimane voi il barbero. Porco di Dio, per tagliare la perucca, no per tagliarmi la barba, che ha detto. Sento ti, perché la meglio cosa per un che sei careca è che nessun parla dei suoi capelli bianchi. Proprio. Le domeniche, siete meglio ancora, se le fermo tutte per passarvi l'ora. Se vuole le frotole, con i trattoloni, sull'Odisseia, liga i bottoni. Sull'Odisseia, liga i bottoni. Liga i bottoni perché che manca 10 minuti alle 11, i santi della settimana. Ti ricordi il mentre I santi della settimana. Letta appunto? aspetta, mettiamo una allora. Che sia sporco che sia. No, Por- c'è uno Se sai che dopo i santi non da Sì. mia per parlare robe brutte. Era poche volte che andai a casa a ciucco. Bon, e che faccio una ciucca durante l'anno, figa conta. Vorrei sempre ciucco. 365 lire. Lendo a casa a mezzo alto da sera. Il governo ha una fame del can proprio ciò. E il governo la geladera. E lui quel prima che ha preso a mangiare. Ne ha fatto una spansata. Dottor Paolo Sodona aveva fatto il mangiare per il can, aveva messo via che aveva sobrato. Lui aveva tutto il mangiare del can. Ma tutto, ma era un mistero grande, ma che ha fatto tutte fame. E già mattina stacca a star male. Sì. E capito, che mia mangiare, il pane, il mangiare del cane, capito. E che finta che a scainarlo. E va la pazza. Ora che tu aspetta che liga il dottore. Sì. E tu dottore che tu va con questo così e colà. E le fin di sbagliare, capito. Capito, in questo caso là, capito, vatti a chiamare veterinario, capito. Programma. No, ma butta fare di che? Zenadal, tararararan, tararararan, tararararan. Devo ascoltare allora adesso Sì. una poesia di Nadal. È il giorno di Natale. È il giorno del Natale, una gran messa e un gran altare. Canta canta rose e fiori che se nato il nostro Signor. In fra un bue e un asinello, San Giuseppe e Vicerello. Cosa che aveva in quel cestello? Buona fassa e un panesello, para infassar Gesù bello, para infassar Gesù de amor, nostro Signor. La musetta camminava, la Madonna la sentava, sul Giuseppe parava via, la Madonna in compagnia. Questa qua è una poesia del giorno del Natale. Una preghiera. Una preghiera. La è una raccolta fatta sulla zona di Marostica, no? Vicenza. Qua c'è tanta gente preghiera questo qua. Il Gregianino una volta mi ha parlato un pochettino sopra questo qua. Anche una nonnetta che si chiama Nonnetta Feltrin. Mhm. In memoria si dice così, la morta, qua del Bairro Santin, qua in su, che va a San Carlo, la nonna Feltrin è una detto, la ha contata in una fita questa di San Giuseppe. Se ti ricordi? Solange anche la va con la storia Sì. del Natale adesso. Sì. Vi voglio contare la storia del socco del Natale. Il socco non è un pugno, del socco di legno. Perché ti dice il socco, mi penso che sia stato un pugno da faccia. No, o è storia della civiltà contadina, è la storia dei contadini e dei coloni anticamente. E diceva che de notte di Natale qualcuno indea in stalla per dare da mangiare alle vacche. Sì. E allora dice che aveva una credenza che la più vecchia dell'ore delle vacche, la mezzanotte in punto la parlasse. Conta che una volta che era un toso che non credeva a niente, e manco al fatto di che una vacca parlasse.
E il aveva ragione anche. Ma la notte di Natale allora il ga volesse sentire con le sorelle se la storia la era vera sì o no. E se il ga sconto te a stalla in zenoccion de drio la grippia per aspettare la mezzanotte. Dietro capito il discorso? Sì, e quando che il ga sentiva battere i 12 colpi della campanile, il segalo lo slungare lecce, e segal sa, e quando aspettava il ga sentiva la vacca che dice al bo, fra poco se mattina, se casca tanta neve che se ga querto la strada che porta alla chiesa. La gente ga di andare a messa, non è meglio che andiamo a fare uno stradin, e strassinando quel socco che se sconto qua vicino de noi un socco di legno, se lo strassinemo, limpemo la strada. Allora a proposito di questo socco della storia che Vacca aveva detto che le portaresti, e il ga nelle colonie in Italia, il ga questa tradizione di mettere nel fogolar un socco grosso che doveva durare in pista tutta la notte di Natale, di maniera che riscaldasse sempre a casa perché il bambino Gesù potesse arrivare per portare i regali. E metteva anche davanti il fogolar i panesei per infassare Gesù, Sì. per lasciarlo infassare. E il socchetto che restea, dopo de mattina, e lo teneva de conto per tirarlo fuori quando era caldo, e perché ecco, là quando è Natale Sì, è ma inverno. è freddo là, E lo questo- metteva in mezzo di un pra, in mezzo alla colonia, per mantenere lontano la tempesta, questo socco. Bella storia. E così, col socco e la campana che suonava, perché quando c'è nebbia là suona la campana, il prete, e il contadino può essere sicuro che non sarebbe tempesta e che il raccolto della stagione sarebbe buono. Allora è una tradizione che si mette in Ed è la focolare tradizione del di fuoco. Vicenza questa. Una tradizione di Vicenza che si mette allora un tocco di legno grosso del Del fuoco fuoco. per bruciare, per scaldare, per arrivare a Gesù. bambino. E ti metti i panisei per infassare Gesù bambino. E quel che resta, il tocco che resta a... Che avanza. E lo mette in mezzo alla colonia per colonia. salvarla dalla tempesta. tempesta, che sia da neve, tal, perché in Italia sta a dimenticarvi che adesso c'è freddo. C'è neve, freddo, detto là. che là, per devido del Niño, anche là devo soffrire perché le dice che le... Allora del nostro programma. Prima ha detto per noi qua che Ennio Zanata, anche lui vuole insegnare il suo figlio a parlare italiano. Allora non stiamo a dimenticarvi che il telefono per chi che vuole comprare la grammatica e insegnare Te sai Paolo, insegnare a parlare il suo dialetto, ma te sai come si a scrivere anche. Te sai qual è il... Patrolo. Ma te sai perché Patrolo? Ennio Zanata che è il nostro amico Patrolo, non so mia per cosa. Se ti ricordi la dupla Patrolo e Salì al Ban? De Nadal, siamo trio ascoltando musichette da Del Susida. Chi questo corale, Nelson? È il corale e canto giovanile della cattedrale San Marco di Venezia. E belle musichette italiane, Sì, le belle musichette di Natale. cantate per tutti questa festa epoca dell'anno in Italia, per le scuole, per i collegi, fin. Come si era detto parlare prima, Solange, Sì. queste musiche qua, le più popolari in Io cui conosceste, sì. e la Solange non mi parleva Paolo, Sì. la gana raccolta, la gaffite della raccolta del 600 a 800. Del 600, 800, le Sì. musiche che si 1600 a fatte, 1800. sì. E mi manda allora qua per la radio. Allora, interessante,
dopo chissà più avanti che un po' di tempo mostreremo qualche musica. Che è una che è stata fatta a tocchi un tocchettino alla volta di un, di quell'altro, di qua e di là, e l'ha fatto e l'ha messo insieme. Perché appunto? No, ancora adesso no. Porta per il Natale dell'anno che viene. E che è qua, da qua un pochettino da sì, da non mia la così, della è qua. Sì. E fa allora queste ricerche delle parole e non aveva. Andiamo alle musiche allora. Torna a Sorrento con Luciano Manacave e anche quel gruppo Sagra Freddy Pelai, e questa musica la va a Oscar Neiva Canali, che è di Caxias do Sul, e para Lilian, che se Dio, mi pare che questa Lilian se Dio fa la formatura. Allora un saluto, e chi dà questo saluto è il nostro amico João Peludo, che è Duarte Rotava. un saluto è Gattirà di Tirachinha, né? Tiracon, Tirachinha, e adesso è João Peludo. Domanda per lui qualcosa che c'è questa storia che ti conta. Allora un saluto a Oscar Neiva Canali, un saluto allora da Janine, che lo vuole offrire il nostro programma a Josette Boff, che si deve fare gli anni ancora, l'arriva a 17 anni, e anche a Maria Marossi, che la vuole dare un saluto a nonna Padua. Nova Padua. è di Nova Padua. Scusami, Maria Marossi, che è di Nova Padua, che fa anniversario giorno 18 di gennaio. Allora dargli un saluto a ella. Ascoltiamo l'ora la musica. Guerino che ritornare. La musica degli occhi la mandiamo per Treviso, per Livio Scattolin, che dopo che mando la cassetta è lui che ha fatto la opera delle sculture italiane, che ha fatto gli occhi degli orsi. Allora che mandiamo questa musica qua, dopo la che mandiamo a cassetta. Buongiorno Guerino. Buongiorno, dottor Paolo. No, adesso diamo le musiche, perché te che è partito, te che è ritornato dopo di mezz'ora. Diamo le musiche.
Parti che sgruglia fin dalla por, cantare del campe dei mattinei. Ancora il Cicerone, domenica ti te lo restai, senza lembrare tutti te mai, con tanti colpi della inflazione, Roma è rosso. Ancora il Cicerone, domenica ti te lo restai, senza lembrare tutti te mai, con tanti colpi della inflazione, Roma è rosso. Ancora il Cicerone. Siamo di ritornare con il nostro programma, La Voce del Veneto, adesso che sono le 11:26 minutini. Siamo di trasmettere il programma della radio che Gais comincia insieme a quelli della radio San Francesco, il nostro amico Maneco. Il Maneco è una figura importante. C'è per il giornale Pionero e viene fuori il Maneco, gente intelligente e lede. Il pionero, il Maneco si a cambio dello Guardinetto, dei mesi coloni, un amico nostro ma perfetto, e è una persona importantissima, si dice, a cultura italiana, perché lui è uno di quei che porta avanti e lui dice cose che vuol dire. Questa mia neanche di sempre, questo che non vuole quello, lui dice cose che vuole e quando dice tutto dopo sciocca le mani perché se no. E avete di vedere i miseri coloni in Italia nel programma dei Belumat e ha fatto un paiero davanti alla televisione e ha detto: noi siamo qua in Brasile, se femo i sigri così tiremo la paia e ha spiegato come che si fa il paiero. Sì, e tutti quei João Tonus e Sofradel e tutti i Tonus, questa gente che è sempre di portare avanti, a José Itaqui Ancalu che è il coordinatore del gruppo teatrale Miseri Coloni. Ma aspetta un pochettino, volevo dare un saluto allora a tutti i formandi che ha fatto la formatura qua di italiano, qua del sesto libro qua di Serafina Correa. Proprio. Ma dottor Paolo, vuoi dare questo truccone per la buona gente di Guaporé che le sempre ascoltano il nostro programma, principalmente il Darcy? L'audienza a Guaporé è una roba, un strafumino di gente se deve ascoltare. A Darcy Treviso e tutta la sua famiglia di ascoltarla. Mi ha contato una bella storietta, se non da me in quella conto meno che viene. Ma adesso mi ha venuto nella bocca una che mi tocca mollarla fuori. La bocca sporca o no? No, è limpa, ma tu capilla bene, non capilla per sbagliare. Se ha cantato in due che a dire che al fine dell'anno così guarda che i mestieri va mia bene, il mestieri va qua, va là. Ghito, dimmi una cosa, quale pedo tre robe che cacchi del mondo? Guarda, mi Ghito vero che è una terra che sia piena di sassi. La seconda, che ha detto, vero che è una muccia di bestie, che ha detto, e magre. La terza che ti invece fare l'auto per andare via dei catti i 3 penei, 4 penei sbusi, che detto. E ben piandato. E le mie 3 cose catti che sia che è tilo, eravamo ti. E lui rideva e diceva così, vada, mi per me, detto ascoltami qua, sta mia fattami pure storie. No, mi ti conto la verità, che detto, mi vara, go pensare avanti a parlare. Le mie 3 robe per me, che detto, le soldi, boh, quella lo savaria anche a me, che detto, ta? E la seconda, donne, che detto, opa. Opa. Ma passa via da misura. E la terza, biscio de pega.
Tu sai che fa spisa di piedi? Se tu sei tu lo sai che mi fin gusto. Quel che a tua maestra ti tirà a bacche. Volevo fare un'altra. Io che era un fazendiero, sai che mi vo sempre in volta e vedo la camionetta, se ritorniamo a vedere. Fazendeiro è un che ha tante terre. Che aveva dato soja. Non io ragazzi a passo soja. Non che chiamiamo fazendeiro. Che a passo donna c'ho la gamenata. Tu sì, mi devo contare perché soja abbiamo dovuto cattare su dopo. E lui la gamenata donna vede sta soja, ma sta donna era una sciaccoletta, ma si finia mai di parlare. E lui la mia tappadão. Ora si è fermato. Era cosa? Era mezzo. Parli a mia tappa. Mezzo tappadão. Sì, non è verde mia tanto. Ma poi sono quello. Allora con sta camionettone là, lui si è tirato, che mi ha rimpaio i mostacci. Era che attaccava a guardare la soja, va, vieni qua a vedere, che guarda che sbaron qua, guarda che sbaron di soja. Ma alta, c'è una da mia 80 centimetri, ma un 50. E io guarda qua, un sbaron di questi qua, io 5 teghe. Guarda qua via, ma va via io là. Signore, io che donna pisciate che avere in questo mondo. No, ma vieni qua Tony, vieni, vedi, guarda che sbarco qua. Guarda, 1, 2, 7 teghe, poi avere un 100, 150 teghe. Donna, finissi di pesciarti, finissi donna. Che mi sono mai pesciato che ti 2 gambe con una tega sola. Poverino. No, ma teghe di soja, Andiamo avanti con il nostro programma, adesso parliamo ora dei pagnocelli, da dove che vengono i pagnocelli? E di Ciserano Bergamo. Allora chi che vuol sapere, chi che sa da dove che vengono i pagnocelli? E vem de Ciserano e de Bergamaschi. E chi che vuol sapere da dove che viene Olivier, la famiglia che si chiama Olivier. E il padrone della famiglia si chiama Giacomo. Come questo che abbiamo qua. Come questo che abbiamo qua, Giacomo Olivier. Un saluto a Giacomo qua da 12, di Aparecida. Poro Giacomo Olivier se lo devo parlare. Poro Giacomo Olivier questo qua. E Giacomo Olivier è quel che abbiamo qua. È figlio di Paolo e Apollonia Santin. E è della famiglia San Floriano di Zoldo. Sì. San Floriano di Zoldo, Belluno. E è Belumar. Questa è la famiglia di Olivier. Bom, andiamo a 2 musiche. Andiamo alla prima musica, è La Bella Brunetta. E chi che vuol telefonare? Il nostro telefono è 444 1185. E questa va a Maria Escatolon là di Bento Consalvi, che deve ascoltare il nostro programma. E quell'altra musica parla, Guerino. Anche questa cosa pensiamo a Darcy, Trevisa e Vaporè, tutta la sua famiglia che deve ascoltare il programma. E a quelli di Montebello ascoltiamo la musica con i ragazzi dei Monti e il nostro bambino, che è una musichetta bella, bellissima. Buongiorno a tutti quanti. Dove è messa la bella brunetta, così soletta, così soletta, così soletta, con per la città, così soletta, con per la città. Chi me ne fa alla fontana, dove la mamma, dove la mamma, dove la mamma la megaimanta, dove la mamma la megaimanta. Cercate un poco la bella brunetta, intanto l'acqua, intanto l'acqua la senciarina, intanto l'acqua la senciarina. Io ti daria ma 100 lire, non per dormire, non per dormire una notte sola, non per dormire una notte sola. Io che di
Con il nostro programma adesso che manca 16 minuti al mesdì, in questo giorno 21 del mese di dicembre del 1997, che manca quanti giorni al Nadal? Che manca varà pochi giorni. 4 giorni. Quanti giorni che manca per scominciare il 98? Che manca 21 e manca 10. 10 giorni perché abbiamo 31 questo mese, Beh, siamo di arrivare al Nadal. È il momento di riflessione dove le persone bisogna pensare sulla cosa succedesse in 97, le cose buone, le cose ruini, perché sempre buono nunca le è cosita, no? Ci sono sempre robe brutte, ma tocca pensare che la vita è cosita proprio, delle volte che abbiamo momenti buoni e momenti ruini. Allora, quando si ha i momenti buoni si resta sempre contenti dopo con gli altri, ma bisogna essere sempre coraggio, portare avanti le disgrazie, le malattie, le robe brutte che si succede. E anche a dire che se arriviamo a 97 al Nadal è un momento di riflessione anche per fare tutto che altri Nelson, Guerini, Solange che ha detto prima. Un momento di riflessione. Vede Gesù bambino, il nascimento, il nascesto, la natività, e vuol dire natività per tante robe che noi non sappiamo, o delle volte se dismentighiamo, o delle volte sbagliamo, o delle volte sappiamo e non vogliamo mica dargli in conto che tocca scambiare. E sempre scambiare per il meglio, perché se il mondo è una vita, stiamo di fare un passaggio qua a vita, e se noi non facciamo mica il bene, se noi non facciamo mica dargli considerazione a quelli che si darenti a noi, alla famiglia, agli amici, al locale dove si lavora, tutto che succede, che mondo sarà questo mondo? Sarà un mondo bello o un mondo brutto? Il mondo dipende allora solo che di noi. Se noi vogliamo facciamo un mondo buono, se noi non vogliamo mica, non facciamo mica un mondo bene. Bom, e se noi pensiamo delle volte di tocca accettare quelle robe brutte che vengono, quelle disgrazie che delle volte succede nella vita, ma bisogna, se noi sappiamo anche operare con queste robe, se fa il mondo più facile. Ricordarle vive. Il Natale è il giorno dell'immigrante italiano, un grande giorno per noi. È il giorno di mettere in ordine nella propria vita spirituale. Giorno di confessione, comunione e messa, giorno di scominciare tutto un'altra volta, giorno di guardare in su le stelle, la luna, il sol, tutto il cielo per sapere come sarà la piantazione. Quando si piantea una volta il formento e se aveva una notte bella e piena di stelle, e piantava tanto di più, perché l'ora voleva dire che il formento non c'è più niente di malattia e veniria in abbondanza. Natal senza rinnovare la vita cristiana non era mia Natal. Cattolici convinti, immigranti nostri, i provettè il tempo di Natal non solo per rinnovare la vita spirituale sua, ma anche per trovarsi con gli amici, per fare nuovi amici e mantenersi de ben con tutti. La sera di Natal l'andè in giro fino all'Epifania, che è il giorno 6 di gennaio, di casa in casa, quando le famiglie le si catea davanti a queste case, le cantea, e dopo pregea, e dopo ancora bevea vino e mangia i famosi grostoli. Questo è il nostro qua in Brasile. Il Dio di amore il vuol che si dasse di avere invidia e rabbia, il vuol che le persone si capisse per dargli posto
al perdono e alla pace. Allora una cassa, una scarpa, un cestel messo giù la porta guidava la sicurezza di che il bambino vegnaria con cose buone per i piccoli bambini, perché per Cristo i bambini viene per primo posto. Ma se aveva di vincere la curiosità e andare a dormire buon'ora, senza spionare perché sennò tutto andaria a ramengo. La mezzanotte, dopo che tornai a messa o alla mattina buon'ora, i tosatei era desmissiai e riceveva i regali che spettea. Pochi e piccoli, ma che aveva un grande valore perché era portati dal Signor Gesù adesso bambini anche lui. Dopo i soffia una foglia di naranzera o di qualche pianta e i cantea Gloria in excelsus Deo, proprio con la foglia che si sommeia a un strumento. Bellezza. Questo era il Natale dei nostri contadini qua. Ghetto, capito il discorso? Se queste le storiette e bisogna anche con queste storie del Natale, quanta gente sa queste storiette, né? Bisogna, se non manda mia manco a radio, parlare con i bambini che sei in casa, contare, fare il registro, scrivi come dà per scrivere e mette qualche posto, qualche giorno sarà che qualcuno opera quella e da lì avanti. Bisogna sempre sapere che non da mia perdere il contatto con la cultura. Un popolo senza cultura è un popolo disgraziato, e un popolo senza storia è un passato, è un popolo senza futuro. Questo è qua in il giornaletto della Massolini dei Fiori, dice così: un popolo senza passato non è un popolo senza futuro. E penso che sia così in tutti i municipi. Qua in Serafina bisogna portare avanti la cultura, tenere in mano questo che abbiamo qua, il patrimonio che abbiamo, farne dei pisse che occorre, ma non da mia per dismentegarsi, non da mia passare fuori a niente, che sia il museo, che sia la chiesa, che sia le strade, i nomi delle rue. Guardati là una rua che si chiama assim Giuseppe José Pasqualotto, che bel che è. C'è una persona che ha visto qua, Miguel Socol, e da lì avanti quanti nomi, padre Luigi Pedrassani, quanta gente. Bisogna anche fare questo qua in tutti i municipi, che sia Serafina a Vista Alegre do Prata, che sia Nova Prata, che sia Facundo Varela da lì avanti. Per parlare in famiglie, ti sai da dove che viene la famiglia Calefi? La famiglia Calefi è Isè Mantuan. Allora chi che ha il cognome Calefi è Isè Mantuan, è Isè de Revere. Revere che è una città di Mantua. I Calegari, se viene da dove i Calegari, che abbiamo tanti Calegari qua dalla regione, e viene da dove? Il capo della famiglia che si chiama Angelo e è di Trevignano Treviso. Avete capito il discorso? E qua abbiamo un che si chiama Narciso Brocco, che era figlio di Piero e della Fortunata Scartesini, e vende Trento. E Nelson Zanini è di lui fare questa ricerca e ha detto che è di Sivenzano, di Trentini, allora la famiglia Brocco. Proprio bellezza proprio. Guerino una e dopo diamo due una musiche. domanda al Guerino. Vuoi dirvi? Guerino, ti fa una domanda seria, Sì. No, che sai cosa che è la Licia? La Licia? Sì. Cosa che è la Dopo Licia? te dico. Lo racconta la tua storietta. Dopo ti racconto mia, so io se non so mia. Ma ciò, gli contiamo una verità, perché contare sempre così resta brutto. Sì, conta una verità, manco una volta all'anno, Signor che benedetto, 97 te che conta neanche una, Guerino. Ma il bello che conto di pescare, sa che la viene verità. Ne stiamo a parlare dei preti. No! Cioè uno è andato a pescare. Neanche dei dottori. No, uno è andato a pescare con un lampione, sai che i lampioni una volta tentacchieri. I ciaretti, quelli. C'ho là che il peschio di repente che c'è più un dia di un mancio e vai e nanto che non c'è un più grande se che mette in capula su così te rabalta casca in lampione. Ah, Madonna. Signor madonna. benedetto è stato scuro. E poi della pista la libri casca intera che mica temo su. E c'ho tutto mestiere. I libri casca intera, lui ha detto. Sì, lui diceva. Ah, E là- qua casca un libro. e cioè là casca in lampione e tocca andare a casa. Sì. E allora arriva, il giorno Dio si catta con un gatto, sento cosa, non sei di sera, che ha detto? Sono nato a pescare, gatto, ma di chi sono? Di chi morstacci, sono di che che fa fin paura i santi vedere. E detto, mica mia, scendo lampione. Ma ha avuto, dir sì, ha avuto fare che? Voleva passare il tempo, detto, e mente, oh, vieni qua. Gatto una mente che giunta a contare quel lampione di che?
Ti ha dato a pescare, sì. Sono mio andato a pescare, le 6 mesi, 7 più o meno. L'uomo mio tira sul lampione ancora intaccato. Oh, fammi un favore, capito? Ancora intaccato, devo contartela. Boh, vai. Io do il pescato al carriera un cammino l'altro giorno, capito? Ma andate a cercare quei lambarì piccinini, no? Quei piccininetti. Voi c'è una linea, capito, che ti vedi neanche qui oggi, di fina, che era una bacchettina, capito, fina. Voi c'è una carpa di 72 kg. Sacramento. Lo mio capito, capito? No, con la linea ben fina, capito? E voi c'è una carpa di 72 kg. No. Questo lo credo mia. Ma capito, vanti brigare, fammi seguire. Ti smorsa il lampione che non ti sbassemo il peso da carpa. Succede queste robe qua. Adesso delle volte, né? Andiamo a due musichette. Tosetta sa di assistere televisione, e mettete sto fuoco, e dato fuoco, e c'è fuoco. Il fumo il fumo, il cammin, il cano. E te sei ne esce che adesso già diventa fogoni a legna? Sì, a pile. No, senza cano. Senza cano, fogone a legna. Novità nuova adesso. Novità. Mi devo parlare serio, ti te vengo. Ma no. No, senza cano che hai inventato. Sì, senza. È una novità. Domanda dove che va fuori il fumo? Verino, lo volete domandare a noi che va fuori il fumo, Corianca dillo. Pensa che te Cada un pensa da dove va fuori il fumo a fumaça. Guerino, tema due musiche, Titi, sei un sacramento. Gruppo ricordi la Scala Rolante, dopo dobbiamo ascoltare la musica dei canti popolari italiani. Svegliatevi dal sonno. Peppino che non scega, già passò molto da ora. No, sega tardi, a me viene sulle comane, ho paura che stavolta lui è andato a puttane. Se non beva tutto bene, più una grande maraviglia, inventaron una scala senza nemmeno una Corea, la gente stava insieme della, è una cosa interessante, e la cammina così a Samate Scala Rolante. Sì, ma tu sta demora. Ma mi scusa se non beva, tutti parlando a verità, quando stava insieme della, poi faltar l'elettricità, di che tua ora in via, io sozinho tonto sei, chi torna a perna se non beva, esperando là in pena. Maria Santa, mio Peppino, io non sei come che è, ma le lasso tu poi bobo del ficca sperando in me, se faltò l'elettricità, ma che rido mio Peppino, tu de via sei sperte se sentavano i scaleni. Se non beva tu sapessi che piovilla in cassia, una scala che cammina, ma che robe mamma mia. Se non beva tu sapessi che piovilla in cassia, una scala che cammina, ma che robe mamma mia. Per passarvi l'ora, se volete sposare, con i trattoloni, sull'Odisseia, liga i bottoni, sull'Odisseia, liga i bottoni, sull'Odisseia, liga i bottoni. Buongiorno a tutti quanti, quei che si devono ascoltare il nostro programma, quei che si devono scominciare a mangiare, quei che si devono fare il churrasco, quei che si in Campi Carrero, quei che si là di Caxias, che sia di Soledade, che sia di Erechim, che sia di Birubá, nostri amici di Birubá, quei là su a Santa Catarina che si deve ascoltare in Laje, là su, e si deve ascoltare e ascolta il nostro programma perché noi arriviamo in onda fin là distante, là su a Santa Catarina. Sì, proprio. Non arriviamo mica a Paraná, ma dobbiamo vedere se facciamo un progetto e arriviamo a Paraná. Bene, e da tanta gente che telefona al nostro telefono, noi delle volte tocca
un partire di qua, andare al telefono, parlare, tal. E ti che telefonare proprio da dove adesso... Caxias do Sul, lá tem a casa de Sérgio Modeschi. E là Telmo Fellini, quale Serafina, che Sergio Modeschi è stato un amico mio di gioco di football, Sì, era Chico. Il nativo gemello di Buciro. Sergio. Il gemello di Buciro. E te quer falar do Tunus? Ele é maridar com a Tunus de Caxias. Ele é parente lá daquele Tunus lá. E conosce la sua femmina, ma non sapeva mia che era. Sì. E loro mi compare Nelsi Ghisolfi, il mio vicino di cima. Sì, tesora. Quel che resta tesora a me. Sì, ma no, tesora. Nelsi Ghisolfi, Nelsi, loro tu compare Telme che manda salute. La geografia la siamo della banda adesso. Sì. Mettiamo così. Paolo, anche mi ha telefonato, che è stato di Guaporé, che è stato un amico nostro in Catania. E ha telefonato. Clide Catania. Clide Catania. E ha telefonato. Conto una storia a te, Guerino. Sì. Ti che ti conti. È successo una roba stranissima questi giorni. Chi mi ha raccontato è stato a Valchiria De Marco, là all'ospedale. Il suo uomo è motorista, scioferista della linea che va da Bento, di Serafina Bento. Sì. Ti sai che aveva ha visto che una vecchietta che è andato a Rento all'onibus? Sì. E aveva in mano una saccoletta di queste sul mercato e aveva un'espulsa questa saccoletta. La spusea. Espulsea. No, vecchia. No, la saccoletta. Espulsea che mai. Nossa signora Allora e arrivava là da Rente a Bento Consalvo e questa vecchia aveva fuori dell'onibus. E la saccoletta a Rente all'onibus. E allora arriva a Bento Consalves e vede quella la spuzza che veniva fuori di questa saccoletta. Lo arriva da Rente tal e gli chiama la polizia. Ti sai cosa che aveva la Rento, Guerino? Una testa? Una testa che aveva. Una testa e 2 piedi. A Santa Lucia. Ti sei... È una testa di gente, Paolo? Di gente? Era di un capuzzo. e due piedi di alface. Mio amico mio, volesse date la risposta. Dite con salvare, Guerino. E che te casa va con il cascalù? Ascolta, testa di gente, no, testa di un repollo che da disputare. Da salto male. Sono entrato con una settimana che prima da risposta la via Soledade, là di Ugo, e Don Strucon a Ugo, Baccari, la via di Soledade. E arrivo là di... E tutti i garri desto, poi parliamo dopo viene sto fuori con Anta, no varacà. Allora lì si è cioccare tanto ride. Ora sì, la città di Mussum, che te vede davanti in dritto sempre Mussum. Sì, che l'altro sono mie. Mettiamo, perché tante città del Brasile. Beh, diamo 2 musichette? Sì. Guerino, conta quella che ti ha raccontato da diabete. Quella mi dà piacere. Questa è limpa, no questi sporchi. Una famiglia che aveva un mulcio. Un muletto. Il muletto andava in mulino, il muletto era in mezzo al miglio, il muletto andava a filo, a seggia per il muletto andava a filo. Ma questo muletto era... E che aveva passiamento, ma porta la gente in cucina si metteva fin del letto, di quanto ben che voleva per il muletto, quanto che giutea che il muletto là che famiglia la poretti. Ma tutto il mestiere. E se che mia malato tosi, signor Benedetto, è l'unico sustento che aveva la famiglia. E c'ha per il veterinario. La vede, lo esamina, che ha detto che il muro qua ha diabete. Il muro ha diabete? Diabete, ma ho detto, ma non può, ma consulta ancora che ha detto, ma vada mai, esamina. Vara che ha detto, mi alimento, tocca a dirti che ha diabete. Ma è importante che la nostra famiglia che mai di tacca malattia. Non è mio madre famiglia. E questa cosa Cazzo tu che ti dottor? Sì. È un mal de famiglia. Andiamo a ascoltare 2 musiche adesso.
Una è una musica del gruppo Ricordi che si chiama Gesù Bambin. Gesù Bambin. Sì, Questa bella, musica è una musica del laboratorio che si chiama Flores da Cunha. Flores da Cunha. Che è del gruppo Ricordi. La musica si chiama Gesù Bambin e questa, chi ha domandato questa musica ha stato Paolo Roncato. Roncato. E quell'altra musica che dobbiamo ascoltare è Anniversarianti, e anche a Telmo Fellini, a Sergio Modeschi e specialmente a Nelsi Ghisolfi che offerece, che è la musica del gruppo La Concordia, Canzone del Zigo Zago. Buongiorno a tutti quanti, Mille cose sono a passarsi nelle testine, suona il così. Stanotte con la mossetta vieni pian piano il Gesù bambino. Che s'è nato un bel bambino. Stanotte a mezzanotte s'è nato un bel bambino, bianco rosso e ricciolin. La Madonna lo infassava, San Giuseppe lo curava. Maria lavava, Giuseppe stendeva, e il bambin piangeva dal sonno che aveva. Tasi tasi bambin che te canterò, nana bobò. È una nina nana. Nina nana, che bello questa, è tradizione popolare e di tanti posti come questo da Rente a Venezia. Sta precisando di appunto. Del mese di novembre del 1998 di Gianaro. Buongiorno compagna Solange Socol. Buongiorno a tutti che si di ascoltare. Ancora è festa, se mangia la minestra, se beve col bocal perché sto mese che viene è carnaval. Che le nostre domeniche vi possa portare tanti ricordi della vostra casa, della vostra gente, della vostra terra, ma che più di tutto vi porta orgoglio di essere figli di sta gente che ha fatto grande sto nostro paese. Buongiorno. La mia mogliettina. La ricetta della mamma la è sempre la meglio. Così, se con la industria dei frutti e legumi Miriam, cercando qualità senza perdere la semplicità e il piacere del gusto in famiglia. Fè dolce tutti i vostri dì, col dolce de latte cremoso della Miriam, una ricetta che non può mia mancare nelle vostre case. La Sicredi l'ha messo, una gran dose di progresso, in maniera che par tutti, tanto e tanti che dà frutti. C'è una banca previdente che aiuta tanta gente. Sistema di credito cooperativo del Rio Grande del Sud. Chi è previdente se salva con niente. Amarao, Ibirayaras e Carlos Barbosa, con agenzia a Montauri, Villa Maria, Serafina Correa, Casca, Ibirayaras, Nova Prata, San Giorgio, Nova Bassano e David Canabarro. No desmentegarve, si credi. La vita. Benissimo di ritornare con il nostro programma La Voce del Veneto e avemo in aria una domanda. Creata per aiutare a sviluppare l'agricoltura e la pecuaria, avemo la Sicredi, che cammina proprio insieme all'uomo che lavora con la terra e con le bestie. Sicredi è il sistema di credito cooperativo del Rio Grande del Sul, del popolo del Rio Grande per far più grande sto Brasil. Sicredi. Con Adele le 11:05 minuti. Il nostro telefono quale è 444 1185. Adesso
Tu hai detto qualcosa da parlare prima, No, Guarino? Noi abbiamo adesso una storietta, che è storia roversa, che è fatta da raccolta di Gianni Secco de Belum, che fa parte del gruppo Bellumate, e conoscesto Gianni come uno dei meglio cuochi, quelli che fa de mangiare d'Europa. Sì. Allora lui fa ricerche con i nonni, storie messe via nelle cassette, nelle fitte, i libri, insieme a poesia, storia e cultura. Se quelli che adesso siamo a fare un lavoro per mandarghe chi che sa storie, chi che sa orazione dei nonni, qualche persona che sa queste cose che viene qua a radio, che noi altri gravemo e mandiamo in Italia. Allora lui là in Italia fa queste fitte qua che adesso ascolteremo, che è la storia roversa là de Belum. Storia roversa. Bellissima storietta della nonna e ha fatto queste raccolte. Allora mandiamo ancora chi che sa queste storiette, se vuol mia venire qua a radio, mi dice che dopo che mi va a casa sua a registrare, che abbiamo comprato le macchinette buone per registrare in casa. Allora adesso faremo un lavoro là nella Cappella San Paolo con i marchetot, con tanti che in sella. Dopo andiamo a San Domingo, che abbiamo un lavoro da fare qua sotto a Cappella Salette, con tanta gente che vuole giocare. Allora dopo noi mandiamo in Italia e Gianni Secco fa queste cassette.